campo femminile la finale è stata sicuramente più combattuta della maschile, con un grande tifo a favore di entrambe le compagini. La vittoria finale, con il punteggio di 3-1, è stata ottenuta dal Marchioro Edilizia di Altavilla Vicentina, sul Reale Mutua di Castelfranco Veneto. Per alcune atlete dell'Altavilla non si è trattato della prima vittoria in Coppa Veneto in carriera. Lo dicevamo in spogliatoio, le emozioni delle finali sono sempre le stesse, sempre cuore che batte, soprattutto alla fine, gli ultimi punti, l'adrenalina che scende nelle gambe. Grande soddisfazione per i tecnici dell'Altavilla, Dalla Fina e Moro, che descrivono così la vittoria finale. Questo è un traguardo raggiunto magari anche inaspettatamente all'inizio, però strada facendo ci abbiamo creduto. Io devo ringraziare fermamente, a parte la società, tutto il gruppo che ci ha sostenuti, perché stasera abbiamo vinto facendo giocare tutte 11 e tutte quante hanno portato qualcosa, quindi per noi che lavoriamo lì, io e Nicola Moro, è una soddisfazione in più, perché quando lavori e 11 persone ti danno qualcosa vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Miglior giocatrice della finale è stata Chiara Peretti ed ora, il giorno di Pasquetta, si giocherà proprio ad Altavilla Vicentina la finale di Coppa Triveneto. L'Altavilla organizzerà l'evento ed anche per questo era molto importante vincere la Coppa Veneto per accedere alla Triveneto. L'avremo organizzata naturalmente con il solito entusiasmo, chiaramente con la possibilità di partecipare da protagonisti ci darà una spinta in più per organizzarla al meglio. Per le sconfitte del Giorgione Reale Mutua c'è sicuramente il rammarico. Loro sicuramente sono state molto brave a gestire la partita, noi abbiamo sbagliato molto, non siamo stati incisivi in attacco, ricezione un po' traballante e purtroppo ce la siamo mangiata. Potevamo giocare meglio sicuramente. Il tecnico del Giorgione analizza con lucidità l'esperienza in Coppa Veneto e traccia un bilancio comunque positivo. Molto positivo nel complesso, noi siamo arrivati qui già soddisfatti di questo risultato, di parteciparvi. Tutto sommato c'erano anche le possibilità per poter ottenere il risultato, però purtroppo noi abbiamo concesso qualcosa di troppo e le altre hanno giustamente approfittato della situazione e si sono conquistati la loro meritata vittoria. Dicevamo che l'evento è stato organizzato dal Vispa Volley, società capolista del girone B della C femminile, che però avrebbe desiderato poterci arrivare a questa finale. È stata una bella vetrina e siamo stati onorati di aver ospitato questa manifestazione, che credo sia una delle più grosse manifestazioni della pallavolo a livello regionale. Abbiamo avuto anche l'assessore e il sindaco presenti, sono stati felicissimi di vedere questa cosa, un solo rammarico di non esserci stati, perché non nulla per quei momenti della fase calante della parabola, diciamo, siamo usciti dalla Coppa, però insomma comunque è stata una gran bella vetrina, è stato bellissimo. 4 società in campo coinvolte in queste finali di Coppa Veneto Trofeo Micasa ed un pubblico numerosissimo. Ma i grandi eventi non finiscono qui. Il 2009 sarà sicuramente un anno di fuoco per la pallavolo nel Veneto. Sarà proprio un anno di fuoco questo, perché a fine agosto, primi di settembre avremo i campionati mondiali Under 19 maschili, li ospiteremo a Bassano del Grappa e a Jesolo. Saranno 15 giorni intensi e dove sarà chiamato tutto l'intero comitato regionale nonché tutti i comitati provinciali a collaborare per questa manifestazione che è unica in Italia e ovviamente unica nel Veneto.